Due considerazioni prima di parlare, che sono un pochino, immagino, nelle vostre teste perché erano nella mia. A che cosa mi serve questo workflow document? Essenzialmente a portare avanti un workflow, ma anche ad altro. Nel senso che, mutuando dalla parte di Human Task, dallo standard Human Task, e quindi il lavoro da fare è prendere il workflow e separarlo in task. Una volta che abbiamo separato questi task, che noi li chiameremo step in italiano, ma che nella notazione dello Human Task si chiamano task, appunti, quindi separare il workflow, spezzarlo in questi blocchi, dobbiamo dare le regole fra un blocco e l'altro, perché può esserci un workflow che dica che se non ho fatto il task 1 non posso passare al task 2, o ci possono essere dei workflow che dicono il task 1 può essere fatto n volte e il task 2 può essere in parallelo cominciato perché non è dipendente dal task precedente, quindi dobbiamo definire il nostro workflow, ma soprattutto ci sono altre due importanti informazioni che troviamo dentro i task. La prima, il task event, ovvero sia ci sono tutte le informazioni di chi ha fatto qualcosa nel workflow. Io entrando nel workflow document riesco ad esempio ad avere la lista degli operatori che hanno preso parte, operatori applicativi che hanno preso parte al task. Quindi è una specie di audit interno al documento che è molto utile perché mi permette di svincolarmi ai sistemi di audit che ho avuto finora che erano del sistema. C'era un server che conteneva tutti gli accessi al documento, in questo caso invece li posso monitorare all'interno dello stesso documento di workflow. L'altra cosa molto importante è che oltre agli input document, agli output document, c'è la possibilità di creare le notifiche, cioè un task ha anche la sezione di notifiche, che vuol dire che alla fine che ho fatto quel task lì parte un trigger per un altro sistema, perché se no non riusciremo a gestire il fatto che se abbiamo dei task sequenziali, chi è lì che aspetta che venga finito il primo task deve continuare a chiedere allora è finito, no, chiaramente abbiamo bisogno anche di un sistema che permetta di accendere e di portare avanti in maniera automatica il workflow. Ecco, tutte queste operazioni che vi ho parlato portano a degli altri profili, quindi nella struttura di IHE abbiamo l'XW che è il profilo generale, ci dice come si gestiscono i workflow, come è fatto il workflow document, come il workflow document è composto in task, qual è la semantica di ogni task e come io uso questo documento all'interno delle varie infrastrutture XDS, XDM o via dicendo. Poi entrano in gioco invece i domini specifici, ad esempio il dominio radiology, quello che diceva Charles, raggruppa tutte le problematiche di radiologia, che dice io ho un workflow particolare che si chiama mammography screening e così creiamo il profilo che ha tutta la descrizione dello screening mammography. Quindi quando cominceremo a fare questo lavoro fra un po' di anni avremo esattamente come nell'XDS c'è il profilo XDS e dopo ci sono tutti i profili di cui parlava anche oggi Charles del PCC che hanno dentro antepartum, che hanno dentro medical summary, che hanno dentro discharge letter e via dicendo. La stessa cosa avremo per i workflow, avremo l'XW che descrive generalmente il modo di gestire i profili e tutti i singoli profili che diciamo descrivono lo specifico workflow. Oggi ve ne faremo vedere qualcuno, come abbiamo detto. La cosa interessante è che questa nuova tipologia di lavoro apre una necessità di rivitalizzare molto pesantemente i gruppi nazionali. Vi faccio un esempio. Se parliamo dello screening mammografico, lo screening mammografico ha uno scheletro di attività che vengono fatte abbastanza generale, cioè lo screening fatto in Regione Veneto ha delle similitudini con quello fatto in Canada piuttosto che in Svezia. Però a un certo punto nascono delle peculiarità locali, molto locali, che sono peculiarità italiane piuttosto che svedesi, piuttosto che canadesi. Ecco, quindi avremo il profilo XDV che dice come funziona il workflow, il profilo mammography screening che dà la
generalità del profilo, e poi il gruppo italiano che avrà fatto l'addendum che dice nel gruppo in Italia lo screening ha anche questa peculiarità. Se non ce ne sono, se abbiamo uno screening generale o un altro profilo generale, non avremo questa parte qua. Quindi la customizzazione locale non prevarrà mai sulla visione generale. Questo è un lavoro molto importante perché implica, ad esempio, noi lo stiamo vedendo adesso su un tipico dominio che è quello della continuità di cura, dove a differenza di altri domini, l'ITI 95% di ingegneri, 5% di clinici, nella continuità di cura 5% di technology, 95% di medici che discutono fra di loro com'è il processo di continuità di cura, quali sono i documenti che sono importanti. Ascoltiamo la società di cardiologia che ci dice quali sono le linee guida per il telemonitoraggio, in modo tale che non dobbiamo fare noi questa parte, perché molto spesso noi technology, quando veniamo chiamati al capezzale dei problemi, ci troviamo i problemi tecnologici che ricadono su di noi, ma molto spesso i problemi che il workflow dei clinici non è stato analizzato da loro. Per cui dobbiamo molto spesso inventare, interpretare, facendo degli errori che a volte sono cosmici, fra qual è il commitment e qual è il risultato. Ecco, questo è il modo di lavorare con cui vogliamo procedere, e quindi d'ora in poi entreranno i medici, con tutta la difficoltà che questo vuol dire, a entrare a dire la loro sul workflow, che è la cosa più importante. Però non gli chiederemo come si gestisce il workflow, questo glielo diciamo noi, non preoccuparti. Tu adesso piglia un diagramma a blocchi e disegnami che cosa succede. E soprattutto lo human task è molto utile perché permette di fare un'operazione che con i medici è fondamentale. Se la vedessimo da technology, per noi tutto deve essere definito. Noi siamo dei definizionisti per eccezione, mentre molto spesso la pratica medica ha delle variabili che non possiamo prevedere a priori. Molti dei progetti che ci sono su Workflow falliscono perché vogliamo prendere in considerazione tutte le possibili situazioni che possano portare a un preciso workflow. Vi faccio un esempio: telemonitoraggio o percorso dello scompensato. Se voi andate a prendere i cardiologi, li abbiamo fatti con Renew in Health, ho avuto 8 diversi modi di gestire l'ambulatorio dello scompenso, di piccole variazioni, però sostanziali. Gli telefono, oppure ci sono il cardiologo del distretto da un'altra parte, invece il medico di base, tutte varianti del normale, che le chiamerebbero loro, però importanti. Beh, allora possiamo avere un approccio soft. Possiamo dire, beh, non riesci a descrivermi perfettamente il tuo workflow. Descriviamolo in maniera generica. Tutti gli step possono capitare in qualsiasi momento, senza regole. Dopo un anno vado a prendere tutti i documenti di workflow e vedo qual è, faccio un'analisi di qualità, qual è il percorso più frequente. E magari faccio anche veramente evidence-based medicine, vado a vedere i risultati che questi percorsi hanno portato, perché dentro ho linkati i documenti, magari ho la lettera di dimissione, ho l'esame di laboratorio, la visita ecocardiologica, e analizzo tutti questi e a quel punto con dei dati riesco a dire, beh, il workflow più efficace è questo, e magari qui viene dentro il ruolo della regione, blocco il workflow. A questo punto ti blocco la possibilità di fare certi percorsi, perché questi percorsi non sono chiaramente efficaci e efficienti. Ecco, queste è un pochino le aspettative che noi abbiamo da questo profilo e che vogliamo in qualche modo mandare avanti, per cui invitiamo tutti quelli che sono in questa sala, dopo faremo un pochino di question time dopo gli esempi, a ragionare, a dire ma veramente ci sono tanti altri progetti. Se voi pensate che abbiamo concluso a luglio questo lavoro e da luglio ad oggi ci siamo guardati in giro dicendo quali potrebbero essere i primi esempi che portiamo concreti su cui facciamo vedere come questo profilo di workflow può essere utile, e ne abbiamo visti fiorire almeno 6 in pochi mesi, 6 che non sono solo italiane. Ad esempio, devo dire la verità, vedrete adesso la parte di pharmacy proposta dagli austriaci all'interno del progetto EPSOS, quindi con una visione molto europea. Vedremo dall'altra parte una cosa che ieri quando me l'hanno presentata sono rimasto veramente così, ho detto, ah cavolo, ma questa interessa anche a me, perché non ci ho pensato prima, che è il tumor board della rete olandese. 2 esempi come, guardando quello che fanno all'estero, riusciamo ad avere delle idee.